Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati dal Pala Badiali di Falconara. È la terza giornata della Serie A femminile Tesis. È il momento di Ocasa Falconara contro Cagliari, il match che va in scena qui nelle Marche appunto per la terza tappa della massima categoria nazionale in rosa, con le Falchette campioni d'Italia in carica che cercano il terzo successo su 3. In settimana è arrivato, partiamo dalle notizie fresche, è arrivato il verdetto della giustizia sportiva in merito al ricorso presentato dall'Audace Verona al termine della partita della prima giornata vinta sul campo dall'Ocasa Falconara sulle Venete per 5-0. C'era stato un ricorso da parte del Verona, il giudice sportivo ha respinto il reclamo della formazione veneta e quindi 3 punti confermati in quella partita lì per il quintetto di Giulia Domenichetti e poi 3 punti per l'Ocasa Falconara anche in occasione della seconda giornata, conquistati sul campo del Tiki Taka e quindi Unplane, primo posto in classifica in compagnia di altre formazioni ovviamente. Poi magari andremo anche sul dettaglio della graduatoria per l'Ocasa Falconara. Il pallone al centro, abbiamo un riflesso del sole che ci spara dritti in faccia in questo momento che ci permette a malapena di vedere il campo, ma insomma ce la caveremo sicuramente. Il pallone al centro, il calcio d'inizio affidato al Cagliari. Andiamo anche con la lettura delle due formazioni, partendo appunto dalla squadra sarda che si presenta con la numero 1 Ricottini, 6 Orru, 7 Pellegri, francese Pellegri, forse la pronuncia corretta, 8 Aresu, 11 Virdis, 13 Furno, 23 Cerbone, 25 Mendes Ferreira, 26 Dessi, 69 semplicemente Cochito, 77 Vecchione, 21 Carboni. In panchina il tecnico Moreno Giorgi. Risponde la squadra di casa, l'Ocasa Falconara, mentre sta per arrivare il fischio d'avvio, ancora qualche istante. Ocasa Falconara, la leggiamo tra qualche istante. Partiti con Ocasa Falconara Cagliari, diciamo la squadra di casa che si presenta in campo con la numero 2 Diamantini, numero 3 Colucci, numero 5 Condo, numero 6 Gregori, con il 9 Pirro, numero 11 Alinelpidio, 12 Bordacchini, numero 14 Nancy Loff, numero 16 Isa Pereira, con il 20 Taina Santos, 21 il capitano Erika Ferrara, 77 Carturan. In panchina ovviamente il tecnico Giulia Domenichetti. Partita iniziata da 15 secondi, primi attacchi portati dalla formazione sarda in maglia bianca, pantaloncini e calzettoni neri. Falconara che risponde con la prima divisa di quest'anno, la maglia blu, pantaloncini e calzettoni bianchi. Malinteso in avvio di questa azione, rimessa laterale regalata di fatto al Cagliari. Qui al Pala Badiali di Falconara la tribuna di fronte ai nostri occhi, di fronte anche all'occhio elettronico, alla telecamera, mostra la presenza di circa 300 persone, qualcun altro è anche nella tribuna sotto di noi, quindi forse un numero leggermente più abbondante. Fatto sta che insomma c'è una buona presenza e ovviamente come sempre i tifosi di casa si fanno sentire. Il Cagliari però è partito con buon piglio, prova a giostrare il pallone, non trova un buon varco per andare ad attaccare, rimessa laterale allora stavolta concessa all'Ocasa Falconara, che in campo vede Carturan fra i pali, poi ci sono Isa Pereira, Alinelpidio, Taina Santos con il numero 20, eccola qua che è tornata a Falconara dopo una parentesi lontano dal Pala Badiali, e ovviamente Erika Ferrara capitano con la maglia numero 21, mentre c'è il primo tentativo provato dalla 77 Vecchione, 77 ospite, deviazione di Carturan, il nuovo guardiano della porta dell'Ocasa Falconara, calcio d'angolo, corner per la formazione sarda. Sul punto di battuta c'è Cochito, pallone fuori, il controllo, lo scambio, ancora Cochito che è venuta incontro, buona la sua lata in sovrapposizione, poi non calcia, mette dentro forte Capitan Virdis. La chiusura difensiva dell'Ocasa Falconara. Dopo 1 minuto e 20 secondi resiste ovviamente il punteggio di 0-0, ma spinge con qualità e coraggio il Cagliari, che è partito sicuramente bene. Eccolo qua, un tentativo dalla distanza, ancora Capitan Virdis, pallone alto sulla traversa della porta difesa da Carturan, e allora pallone rimesso in campo con le mani, comodo per Isa Pereira che appoggia per Taina Santos. Poi ancora il malinteso fra lei e Isa Pereira, siamo già al secondo pallone sbagliato fra mittente e destinatario. Dirige l'incontro, arbitro numero 1, il signor Roberto Galasso della sezione di Aprila. Attenzione a questa verticalizzazione, bella palla, poi il tentativo sotto porta di Aresu
tocca quanto basta il pallone Carturan per frenarne leggermente la corsa. Sulla linea c'era Ferrara pronta eventualmente a provare a salvare in emergenza. Non c'è stato bisogno perché Carturan in seconda battuta è riuscita a fare su il pallone. Buona chance ancora però per il Cagliari, che sta attaccando con maggiore costanza. 2 minuti trascorsi, 2 minuti e 5 secondi, ancora 0-0, ma già un tentativo importante e un altro paio un po' più velleitari da parte della squadra di mister Moreno Giorgi. Dicevo, dirige l'incontro il signor Roberto Galasso della sezione di Aprilia, arbitro numero 2 Ionut Cristea della sezione di Albano Laziale. Al crono c'è il marchigiano di Iesi, Daniele Filannino. Rimessa laterale ancora per il Cagliari con un altro malinteso. Siamo 2-2 su questo conteggio, che non troverete ovviamente segnato nel tabellone, nel segnapunti, nel live score di questa diretta, ma ve lo segnaliamo per comprendere che c'è stato qualche malinteso di troppo. Poi c'è la botta provata da Capitan Ferrara, pallone che esce a 1 metro dal palo alla sinistra del portiere del Cagliari, la numero 1 Ricottini. La sfera rimessa dentro, chiusura di Isa Pereira, poi Taina Santos prova ad addomesticare una sfera, non le riesce la missione, allora il pallone finisce di nuovo fuori davanti alla panchina del Cagliari. Alla battuta c'è Cocchito, il tocco dietro, scarico e taglio, pallone in diagonale alto. Era venuta incontro la 77 Vecchione, pallone profondo e termina la sua corsa fuori in rimessa laterale già effettuata dal Falconara. Palleggia la squadra di Giulio Domenichetti. Ancora un pallone leggermente troppo lungo e allora nulla di fatto, non riesce a calibrare bene le sue offensive fino a questo momento l'Ocasa Falconara, molto alta nella pressione e allora costringe all'uscita il portiere dell'Ocasa Falconara con questo lancio il Cagliari. Carturan manda in rimessa laterale, c'è Aresu pronta alla battuta, scodella il pallone sul versante opposto, Ferrara di testa la manda fuori. La rimessa laterale dall'altra parte, siamo sempre sulla tre quarti campo del Ocasa Falconara e siamo sempre sullo 0-0, 3 minuti e 20 secondi, ovvero 200 secondi di partita che se ne sono andati senza gol. Una emozione, un'occasione in favore del Cagliari un paio di minuti fa. Carturan ha rimediato dell'1 contro 1 in uscita. In quella circostanza, negando il gol al Cagliari, lancio lungo, Carturan blocca il pallone, si fa vedere in avanti la 14 falconarese Nancy Samantha Loff, arrivata quest'estate, una delle novità di organico dell'Ocasa Falconara, che ha cambiato anche presidente in estate, lo storico Marco Bramucci, protagonista della scalata verso tanti enormi successi dell'Ocasa Falconara, ha lasciato posto al nuovo presidente, l'amico Fabrizio Balzani, c'è lui al vertice dell'Ocasa Falconara quindi da qualche mese. Falconara che tra l'altro, non è più come matricola città di Falconara, bensì Ocasa Falconara come sponsor, ma Falconara 1995 come matricola base. Altra conclusione del Cagliari, alta sopra la traversa, imbocca una deviazione il capitano delle sarde Virdis. Aveva ragione lei, perché la coppia arbitrale concede il corner alla formazione in maglia bianca, uno sguardo in mezzo all'area, movimenti, difesa zona per il Falconara, tentativo da fuori ciccato completamente da Pellegri, e allora tentativo di ripartenza per l'Ocasa Falconara, che nel frattempo vede in campo anche la numero 3 Carola Colucci, classe 97. Palleggia Ferrara con Isa Pereira. Si smarca Colucci, lancio lungo per lei in area, prova a ammortizzare il pallone prima di calciare, ma arriva in uscita Ricottini, mette il tasto stop all'attacco dell'Ocasa Falconara, così come Colucci mette
fine all'offensiva sulla destra provata dal Cagliari. E allora di nuovo possesso per l'Ocasa Falconara, siamo a 4 minuti e 40 secondi sul cronometro. Cambio di gioco a memoria di prima intenzione da parte di Colucci, cercava l'inserimento sulla corsia, sulla banda destra da parte di Loff, passaggio sbagliato, Ricottini con i piedi, controllo, lancio lungo, ma non può metterlo giù. La neo entrata nel Cagliari, numero 13 Furno. La vedete qui sotto la nostra postazione adesso in marcatura su Taina Santos, che è rientrata sul terreno di gioco al posto di Ferrara. Un altro malinteso, un altro pallone regalato. Deve stare attenta la squadra di Giulia Domenichetti, perché ne sta regalando un po' troppi, e se prima la sfera era terminata fuori oltre la linea del lato lungo, quindi rimessa laterale, in questo caso il pallone è stato concesso al Cagliari per una ripartenza e conclusione da lontano, da 15 metri, ma comunque sia con qualche pericolo portato verso la porta difesa da Denise Carturan. Pereira per Santos, pallone di ritorno troppo lungo. Ancora una volta non c'è stata sintonia fra le ragazze marchigiane. Si resta sullo 0-0, gara equilibrata, più Cagliari che Falconara in questi primi 5 minuti e 20 secondi, seppure senza dominare, senza creare palle gol giganti o in quantità. Una importante, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, ma si resta sul punteggio ad occhiale, 0-0. Loff, Pereira, Santos, Taina Santos, ancora Loff, Isa Pereira prova ad accelerare, ad alzare il ritmo con Giulia Domenichetti, che allarga le braccia un po' sconsolata per il fatto che appunto le sue ragazze non stanno giocando come lei vorrebbe, come loro saprebbero sicuramente meglio. Scambio corto, pallone in verticale, Pereira prova a sorprendere Ricottini, che si era aperta, come si dice in gergo, si era allargata sulla destra per aprire un po' di spazio in uscita da pressione del Falconara. Isa Pereira ha provato ad approfittare di prima intenzione, non ha trovato la porta, e comunque la numero 1 del Cagliari era rientrata prontamente fra i pali, quindi sicuramente sarebbe potuta intervenire. Palla strappata dall'attacco portato in avanti dalla 25 sarda Mendes Ferreira, e allora possesso del Falconara. Taina Santos, spalla alla porta, indietreggia verso Loff. Isa Pereira alza la testa, va ancora da Loff, taglia lei, suggerisce la parallela, viene servita, secondata, pallone poi in diagonale per Loff, buono il controllo di petto, ma perde un po' contatto col terreno. Allora basta una leggera spallata correttissima da parte di Vecchione per mandarla fuori calibro e quindi permettere al Cagliari di guadagnare la rimessa laterale. Nuovo possesso, attenzione ancora alla Falconara che recupera il pallone, sblocca la situazione Carola Colucci sulla verticalizzazione immediata, stop e destro in girata, perfetto per l'1-0 del Falconara. Segna Colucci la rete dell'1-0 dell'Ocasa Falconara, il morso velenoso della squadra di casa, che ha approfittato del primo vero errore in impostazione del Cagliari per far male, per sporcare il tabellino. Dopo 6 minuti e 30 secondi, Ocasa Falconara 1, Cagliari 0, la rete di Colucci. Davvero letale il quintetto di Giulia Domenichetti, che era stata un po' soporifera nelle sue manovre in questi primi 6 minuti e mezzo. Primo vero errore del Cagliari, prima vera palla importante rubata a Falconara, gol sulla verticalizzazione immediata dalle retrovie dell'Ocasa Falconara. Colucci però è stata davvero lesta, perché era spalla alla porta, ha controllato, si è girata quanto è bastato per poter calciare in porta, il destro a incrociare dove Ricottini non ha potuto davvero nulla. 1-0 per l'Ocasa Falconara, e ovviamente si è gasato il pubblico di casa, che ha iniziato a cantare dopo la rete delle Falchette, che insistono ora con Ferrara, che lotta in mezzo a un nugolo di gambe, perde il contatto col pallone, lo ritrova però con caparbietà il capitano del Falconara. Restart dalla sua metà campo, lancio in avanti, ancora Colucci che con il petto prova a indirizzare il pallone verso la destra, ma stavolta la palla si allontana dalla sua ombra e termina la corsa in rimessa laterale.
7 minuti e 20 secondi, il punteggio è cambiato da quasi un minuto fa. Attenzione però, ancora un lancio lungo che coglie un po' alle spalle l'Ocasa Falconara con Furno che calcia. Qui c'era stata la deviazione netta di Taina Santos, l'arbitro non se ne è avveduto. Rilancio immediato preciso di Carturán per Colucci, è quasi un copia e incolla rispetto al gol dell'1-0. In questo caso però Colucci trova sulla sua corsa Ricottini a neutralizzare la sua conclusione, a negare il raddoppio. Il pallone è arrivato direttamente dalle mani di Carturán, davvero bello il rilancio che è diventato un assist per un'altra conclusione adesso del Falconara direttamente su tocco da calcio d'angolo di Ferrara. Taina Santos, murata ancora da Ricottini. Sta crescendo l'Ocasa Falconara, che evidentemente ha scongelato qualche emozione, qualche tensione dopo la rete dell'1-0 realizzata da Colucci, e sta prendendo dominio della metacampo avversaria. Il Cagliari adesso quindi si affida a qualche ripartenza, come in questo caso con il capitano Virdis, che cerca con la suola di guadagnare metri, viene fermata e deve accontentarsi della rimessa laterale già battuta sulla fascia. La stessa Virdis, dopo aver ricevuto da Mendes, cerca uno sviluppo sulla banda destra d'attacco, ma non ci sono Pertugi. Chiude bene Falconara, più decisa, più compatta anche in fase difensiva, lascia poco tempo agli attacchi, alle sortite offensive portate dalla squadra sarda. E ora riparte con Ferrara la verticalizzazione, trova il petto di Virdis a rilanciare l'offensiva del Cagliari, manovra in mezzo a tante avversarie falconaresi Furno, ma perde ancora il pallone perché il ripiegamento dell'Ocasa è rapido ed efficace. Isa Pereira per Ferrara, prova a girarsi 180 gradi sulla mattonella, poi arriva a supporto bene Lona Condo, entrata da qualche istante, subito il suo supporto, poi Alina Elpidio, conclusione, voleva calcio d'angolo. Qui se la deviazione c'è stata agli occhi nostri è stata impercettibile, e sicuramente lo è stata anche per gli arbitri impercettibile, perché non hanno convalidato il corner. Rimessa a fondo campo per il Cagliari. 9 minuti e 5 secondi, ormai il tema della partita in questo frangente, nel cuore del primo tempo, è chiaro. Falconara in pressione altissima, lascia scoperta del tutto o quasi la propria metà campo. Il Cagliari prova con le palle lunghe e alte a scavalcare la barriera umana portata dall'Ocasa per rilanciare le offensive, ma Falconara è riuscita sempre a rimediare. Carturán sta un po' più alta e quindi funge da libero calcistico per rendere un pochino l'idea. Sta più alta, sta fuori dall'area, quindi fa da ultimo baluardo, pronto a intervenire anche in uscite repentine su palloni che dovessero cogliere di sorpresa le sue compagne in maglia blu, che adesso attaccano. Conclusione di Isa Pereira, velleitaria, palla alta e lontana dalla porta, difesa da Ricottini, che chiama lo schema numero 4 per la precisione, pronta a lanciare l'attacco del Cagliari. Eccolo qua, il lancio lungo, c'è Pereira di testa che riesce a servire Elpidio, che però correndo all'indietro non riesce a mettere giù il pallone, quindi non riesce a proseguire l'attacco del Cagliari. Ci prova adesso la formazione sarda. Attenzione a Condo, buono lo spunto sulla destra, alza la testa, prova a mettere forte in mezzo, direttamente nel petto di Ricottini. Bella presa in bello stile, blocca, poi lancio lungo, qua è stata colta, eccola qua il tema che abbiamo detto prima, è stata colta impreparata Alina Elpidio. Conclusione di prima intenzione da parte di Coquito, blocca Carturán, però è questa la storia, è questo lo storyboard del match in questo frangente. Ferrara prova a incunearsi in un corridoio centrale, infastidita da Aresu. Il pallone termina fuori, si resta sull'1-0 quando abbiamo scavallato metà primo tempo, 10 minuti e 21 secondi adesso. 1-2 verticalizzazione, il Cagliari ci prova così e qualche fastidio lo sta portando all'Ocasa Falconara. Ferrara attende la sovrapposizione di Loff, palleggia in orizzontale con Condò. Pereira accelera, Ferrara si accentra, chiude molto bene, però Coquito prova a ripartire, ma Ferrara arriva prima di lei a fermare tutto. Transenna messa dal capitano dell'Ocasa Falconara, che qua finta, destro, sinistro, appoggio per Loff. Ancora
Capitan Ferrara alza la testa, Loff taglia in diagonale ma viene assorbita bene dalla retroguardia cagliaritana e allora va sulla destra da Isa Pereira, arriva incontro Condò, lascia scorrere il pallone, ancora un malinteso, palla fuori. Conta l'arbitro e al terzo secondo batte il Cagliari, però c'era il pallone in movimento, come dice l'arbitro. Arriva il suono della sirena, time out. E allora pausa di 1 minuto a disposizione dei due allenatori, da una parte Moreno Giorgi, dall'altra Giulia Domenichetti, sul punteggio di 1-0 per l'Ocasa Falconara quando siamo a 8:45 dall'intervallo, trascorsi 11 minuti e 15 secondi. Fino a questo momento la decide Colucci. Squadre di nuovo in campo dopo il time out chiamato da Giulia Domenichetti, possesso quindi dell'Ocasa Falconara, 8 minuti e 40 secondi adesso al termine della prima frazione di gioco. Conduce il match l'Ocasa Falconara 1-0, la rete di Colucci dopo 6 minuti e 30 e dopo un avvio migliore del Cagliari rispetto alle padrone di casa, che poi si sono sciolte un po' creando qualche altro tentativo offensivo senza però riuscire a sfondare nuovamente verso la porta difesa da Ricottini. E mentre siete in diretta qua magari vi fa far comodo sapere, se non lo sapete già, che ieri ovviamente c'è stato il pareggio fra Montesilvano e Audace Verona 2-2, che la Lazio ha vinto 6-2 sul campo del Molfetta, mentre c'è il raddoppio dell'Ocasa Falconara con Condò. Deviazione di Ricottini che smorza la conclusione ma non frena la sua corsa. Arriva il raddoppio con la numero 5 Condò, esulta con le compagne in campo, esulta con le compagne in panchina, va anche a rifiatare in panchina. Raddoppio dopo 11 minuti e 48 secondi realizzato dalla francese Luana Condò. Dicevamo che Falconara non era riuscita più a sfondare, siamo stati smentiti subito dopo il rientro in campo, dopo il time out. Qua una brutta botta fra la numero 7 delle Sarde Pellegri e Isa Pereira, all'altezza del ginocchio, del muscolo, dalla parte bassa del muscolo. Nelle Marche si dice un fagiolo, non so come lo chiamate voi nelle altre regioni. Credo che abbiamo resa l'idea, una botta forte in un punto ben preciso del muscolo, l'impatto che fa molto male, poi insomma sciogliendo un po' dovrebbe andare meglio, così sembra per Isa Pereira, che però approfitta per rifiatare un attimo in panchina e al suo posto in campo torna Erika Ferrara. E allora siamo sul punteggio di 2-0, prima Colucci e poi Condò. Ancora Ocasa Falconara che giostra il pallone. Ferrara. Loff. Ancora Ferrara. Ancora Loff. Si gioca su quell'asse. Anzi Taina Santos. Pardon. Conclusione sul secondo palo. C'era
la numero 14 Loff, che ha provato a inserirsi alle spalle della difesa avversaria e non è arrivata di un soffio a timbrare il cartellino per il 3-0. Brivido per il Cagliari. Malinteso qua, Cagliari che adesso fa decisamente più fatica rispetto all'avvio di partita. Dicevo, risultati: 6-2 della Lazio in casa della femminile Molfetta, e poi lo scontro diretto al vertice fra Women Roma e CMB Futsal Team. L'ha vinto la squadra ospite 6-4. Questi gli aggiornamenti degli altri campi, quindi al momento in testa c'è la CMB, sicuramente con 9 punti, 3 vittorie su 3, e con questo risultato parziale c'è anche il Falconara a quota 9 punti, che quindi in caso di successo al termine del match sarebbe prima a pari merito con la CMB. Ma è ancora molto lunga questa partita. Il Cagliari è venuto nelle Marche sicuramente con l'idea di conquistare un risultato positivo. Prima parte di match migliore da parte del Cagliari, seconda parte di primo tempo in cui è cresciuta e ora sta gestendo bene il doppio vantaggio l'Ocasa Falconara, che adesso ha ottenuto e guadagnato una rimessa laterale. C'è Taina Santos sul punto di battuta, l'appoggia all'indietro per Erika Ferrara, si fa vedere sulla sinistra Loff, la ignora Ferrara, la invita al taglio senza palla, verticalizzazione, bene per Colucci, che nel ruolo di pivot ha sicuramente fatto molto bene nei primi 10 minuti di partita. Adesso è stata neutralizzata dal tocco da parte di Capitan Virdis. Rimessa laterale in attacco per Falconara, Ferrara, Colucci di prima, bella soluzione, Santos, doppio passo, cerca un Pertugio che non c'è, contropiede dello Cagliari con Vecchione, cercano spazio, ancora Vecchione, palla dentro, conclusione timida da parte di Pellegri. Era una buona potenziale, quantomeno chance per il Cagliari, che ancora si distende, palla per Pellegri, lo stop, il destro, salva tutto Carturana. Adesso il contropiede dalla parte opposta per Falconara con Taina Santos che si mette in proprio, si allarga sulla destra, lascia Ferrara, palla dalla parte opposta per Linea Elpidio, doppio passo, conclusione fintata, sterza, va sul destro, appoggia all'indietro per Capitan Ferrara, prova a mettere dentro ritmo l'Ocasa Falconara, doppio passo, Ferrara, finta, destro, Ricottini, angolo per l'Ocasa Falconara, con la conclusione di Erika Ferrara, ribattuta da Ricottini. Si resta sul 2-0, mancano 5 minuti e 39 secondi al termine della prima frazione di gioco. Colucci Condò, le firme del 2-0 che vedete in sovraimpressione per l'Ocasa Falconara, che insiste, pallone fuori, Santos destro, svirgolato completamente, e poi se la prende con se stessa per questa conclusione non positiva. Prima di ricevere il cambio, andare a respirare, a recuperare un po' di ossigeno in panchina, entra al suo posto Isa Pereira, che subito ci mette la testa per accomodare la sfera verso Denise Carturan, che imbastisce la nuova trama offensiva dell'Ocasa Falconara, mentre sale il tifo del pubblico di casa. Pallone lungolinea sulla sinistra che non trova destinatari, allora siamo di nuovo nelle mani di Ricottini col pallone rimesso in gioco dal Cagliari, lascia scorrere Isa Pereira, rimessa laterale a metà campo per l'Ocasa Falconara, lascia l'incombenza a Ferrara, pallone proprio per Isa Pereira, le due colonne portanti dell'Ocasa Falconara con Isa Pereira che prova la conclusione, ma all'ultimo ci mette molto bene il piede Furno, che riceve anche un colpo nel contrasto. Isa Pereira che reclama il calcio d'angolo per l'ultimo tocco di Furno. Per gli arbitri invece il pallone era stato toccato per ultimo dalla numero 16 in maglia blu. Ancora protesta Isa Pereira. Stanno cercando di mettere un po' di pressione all'arbitro, al direttore di gara, appostato davanti le panchine. Le ragazze di Giulia Domenichetti che effettuano la rimessa laterale quando siamo a 4 minuti e 40 secondi dal termine del primo tempo, ancora sul punteggio di 2-0. Qua voleva un fallo in linea Elpidio, tutto regolare per i direttori di gara. Lancio lungo, esce Carturan, pallone che si impenna, un arcobaleno che termina
fra le braccia del cronoman Daniele Filannino. Rimessa laterale per il Cagliari, sul punto di battuta c'è Pellegri, lascia pallone forte all'indirizzo della compagna in maglia numero 13 Furno, ma troppo lungo questo tentativo, forte e quindi lungo, irraggiungibile. Rimessa per l'Ocasa Falconara, non pressa il quintetto di Moreno Giorgi. Pallone battuto da Isa Pereira, Nancy Loff. Ancora Isa Pereira, Loff. Palleggiano le due giocatrici nella metà campo dell'Ocasa Falconara. Cerca spazio la 14 sulla sinistra, non affonda. Rimessa adesso per il Cagliari. Gara sin qui molto spezzettata. Mentre Filannino richiama l'arbitro più vicino a lui, dovrebbe essere l'arbitro numero 1 Roberto Galasso della sezione di Aprilia, per segnalare qualcosa che non possiamo sapere. Un fatto curioso: siamo a 4 minuti dall'intervallo, 0-0 i falli in 16 minuti, partita correttissima. Non so a memoria se e quando di recente mi è capitato di raccontare un match al microfono che dopo 16 minuti era ancora vergine dal punto di vista dei falli nel tabellone elettronico. Ancora un avvio di azione un po' arrugginito da parte dell'Ocasa Falconara, non trova un ritmo, un po' come è avvenuto nella prima parte di gara, poi si era un po' sciolta, come abbiamo detto, la squadra di Giulia Domenichetti. Adesso di nuovo qualche imprecisione di troppo. Ora è lì nel Pidio, punta la sua avversaria, dribbling secco, ancora lì nel Pidio sinistro, che è stato però smorzato dall'intervento ottimo in difesa da parte di Cerbone, anzi pardon, di Mendes Ferreira, e così ha permesso a Ricottini di bloccare agevolmente. Era stata buona l'iniziativa individuale da parte di Elpidio, è stata brava però la giocatrice in maglia numero 25, che adesso si propone in avanti. Duello però all'altezza del tiro libero fra Condò, l'autrice del 2-0, e la numero 6 Orru del Cagliari. Ora Condò si porta in avanti, Condò, tocco impreciso all'indirizzo di Elpidio, un contropiede che ha sfumato quindi con la palla che è scivolata oltre la linea di fondo campo. Era una potenziale buonissima occasione per l'Ocasa Falconara, non portata a termine. E allora di nuovo Cagliari. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti del primo tempo, 2:45 adesso all'intervallo. Ferrara, Isa Pereira con il destro, appoggia per Loff, ancora Ferrara, avanza Erika Ferrara, 1 contro 1, guadagna metri, arriva ai 10 metri, ancora sullo spazio sinistro, mette forte dentro. Loff si è provata ad avventare sul pallone, ma è arrivata per seconda, poi pallone scodellato in avanti, marca il taglio di Furno. Erika Ferrara lascia scorrere il pallone, che termina l'MLM in fallo laterale, si nasconde poi nei meandri del Palavadiale. C'è bisogno di un altro pallone, arriva puntuale dal tavolo del cronoman Filannino, e quindi Erika Ferrara rimette la sfera all'interno del parquet di gioco. Ferrara, Pereira con molta calma, ultimi 2 minuti adesso, sempre 2-0. Ricordo le marcatrici Colucci e Condò. Colucci dopo 6 minuti e mezzo, Condò dopo 11:48, quindi ha cadenzato le sue reti fino a questo momento il Falconara. Ultimi 2 minuti scarsi prima di un po' di pausa, vediamo se il punteggio cambierà ancora oppure no. Verticalizzazione, Colucci che quando c'è si vede e si sente lì davanti, perché riesce sempre a fare da vera e propria sponda e anche a finalizzare, come in occasione dell'1-0 di un'altra circostanza. Qua è ripartito il Cagliari sul pallone rubato e quindi tornando di corsa in difesa il Falconara ha toccato la sfera in fallo laterale. Rimessa per il Cagliari, sul punto di battuta c'è Cochito, tocco e tiro da parte di Furno, duello anche fisico ai limiti della correttezza con il petto Loff, cercava con malizia di ottenere una rimessa laterale, così non è stato. Conclusione, Ferrara
tocca e alla fine diventa uno stop. Brava Loff, rischia qualcosa però sul pressing avversario. Abile e fortunata in questo caso Loff, perché il possesso è ancora dell'Ocasa Falconara. Taglia Loff, non la serve Isa Pereira. Erika Ferrara taglia dentro al campo, attenzione al suo mancino per verticalizzare, una palla geniale per Colucci che non trova il tempo per calciare, poi indecisa fra le cose da fare, tocca male, regala il pallone al Cagliari che prova a ripartire ma non ci riesce perché c'è un controllo sbagliato e quindi c'è la rimessa laterale per l'Ocasa Falconara. Non ci sono stati falli ma ci sono le prime proteste da parte della panchina del Cagliari. Richiamo solo verbale, ammonizione solo verbale, senza cartellino per il tecnico Moreno Giorgi da parte del signor Roberto Galasso, arbitro numero 1 della terna. Accompagnato dall'arbitro nella conduzione di gara, dall'arbitro numero 2 Ionut Cristea della sezione dell'Albano Laziale e l'abbiamo detto più volte dal cronoman marchigiano Daniele Filallino della sezione di Iesi. Un minuto paccato, se ce lo concedete, al termine del primo tempo come segnava il tabellone. Siamo entrati negli ultimi 60 secondi sul punteggio di 2-0. Prova ad approfittare di un attimo di defiance da parte di Pellegri, il Falconara, rimessa laterale perché in qualche modo ha rimediato la difesa sarda. Rimessa in zona d'attacco, Erika Ferrara alza la testa e ignora Taina Santos, va da Colucci, vedete sempre spara alla porta, lavora molto bene, ritorna da Erika Ferrara, poi viene in zona manovra Colucci. Lascia per Ferrara con non tantissima precisione ma in qualche modo comunque efficace, riesce a portare il pallone ancora in avanti. Erika Ferrara punta alla sua diretta marcatrice, arriva il blocco, si accentra sul destro, pensa al tiro, ignora, va da Pereira, prova ad alzare il ritmo, l'Ocasa Falconara, 25 secondi al termine, apre spazio tornando all'indietro Isa Pereira per la verticalizzazione che arriva verso Colucci e poi ancora un malinteso. L'ennesimo di questo primo tempo non spettacolare, non liscio, non oleato nel gioco da parte dell'Ocasa Falconara, ma comunque avanti 2-0. Alquanto cinica e concreta la squadra di Giulia De Domenichetti in questo primo tempo. Ultimi 10 secondi, non deve rischiare qua il Cagliari, prova a farlo invece magari per creare un attacco, non ci riesce, contropiede, 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, Colucci deve calciare, prova invece il dribbling. Palla toccata in fallo laterale, come forse sentite arriva il suono della sirena a mandare le squadre al riposo sul punteggio di 2-0 per l'Ocasa Falconara. Lo ricordiamo ancora, Colucci dopo 6 minuti e 30 ha sporcato il tabellino con la rete dell'1-0, la francese Luana Condò ha firmato il 2-0 dopo 11 e 48, 2-0 con cui va al riposo l'Ocasa Falconara sul Cagliari. Ci sentiamo fra poco.
Palla al centro, è tutto pronto per l'avvio del secondo tempo del match fra Ocasa Falconara e Cagliari. È quasi tutto pronto perché mancava una giocatrice nella panchina della formazione sarda. Pronta a dare avvio alla seconda frazione di gioco la squadra di casa, l'Ocasa Falconara, che ha chiuso il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti realizzate da Colucci e Condò. Conduci dopo 6 minuti e 30, Condò dopo 11:48. Queste le due reti del primo tempo con cui conduce l'Ocasa Falconara, che palleggia in questo avvio di seconda frazione. Si difende il Cagliari. Tentativo da parte di Elpidio dopo 20 secondi, subito una fiammata dell'Ocasa Falconara, bellissima la parata del portiere che è cambiato, non c'è più Ricottini fra i pali, bensì la numero 21. Attenzione all'occasione però ancora a destro, vincente! C'è il terzo gol del Falconara con Aline Elpidio che gonfia la rete, ci aveva provato qualche istante fa. Sono passati altri 6 secondi dalla battuta del corner ed è arrivato il 3-0 di Aline Elpidio. Allunga l'Ocasa Falconara. Vi stavo raccontando del nuovo portiere in questo secondo tempo, si tratta della numero 21 Carboni, che davvero non ha potuto nulla dopo la bellissima parata sul primo tentativo. In questo caso si è trovata una bordata alla sua destra su cui non ha potuto nulla e proprio Carboni adesso fa da quinto aggiunto nello sviluppo offensivo della manovra del Cagliari. L'ha fatto però solo per uscire dal pressing, non dà continuità a questa soluzione il Cagliari, che va ancora alla conclusione, però pallone alto da parte di Capitan Virdis. Avvio sicuramente più vivace rispetto alla prima frazione di gioco, con subito una rete da parte dell'Ocasa Falconara, terza marcatrice differente, Elpidio per la firma del 3-0. Ancora un pallone dentro da parte di Ferrara, non ci arriva Elpidio, quindi Taina Santos e le sue finte, doppio passo, prova il sinistro, murato dalla difesa del Cagliari che prova a distendersi con Vecchione. Pallone però in avanti che termina fra i piedi di Carturan, lo accomoda per Isa Pereira sulla fascia sinistra per Taina Santos, sfida, ingaggia il duello con un'avversaria, sbaglia ancora un pallone in appoggio semplice, una situazione che si è vista fra tutte le giocatrici del Falconara più volte nel primo tempo, l'abbiamo sottolineato spesso e volentieri perché è stato il motivo di una mancanza di fluidità solita nella manovra dell'Ocasa Falconara rispetto a quanto abbiamo visto in occasione delle prime due partite della squadra guidata da Giulia Domenichetti, la squadra campione d'Italia in carica, che adesso verticalizza. Ferrara al centro, perde contatto col pallone, si distende il Cagliari, si allarga Vecchione, 3 contro 2, portato, conclusione non potente ma molto velenosa da parte di Furno che chiama all'intervento in spaccata Carturan, è calcio d'angolo per il Cagliari. Buona chance, ora la sfera intercettata da Isa Pereira, spazza in ripiegamento Furno, rimessa per l'Ocasa Falconara. Rimessa laterale affidata ad Isa Pereira, tocca per Taina Santos. Erika Ferrara, Isa Pereira, verticalizzazione, arriva Elpidio, non commette fallo, si resta ancora solo 0-0 per quanto riguarda i falli. Nel secondo tempo ci sta, sono passati solo 2 minuti e 22 secondi, ma l'abbiamo sottolineato nel primo tempo durante la nostra telecronaca e ancora mancava qualche minuto all'intervallo, ma non è mutata la situazione fino al riposo. Non ci sono stati falli né da una parte né dall'altra nella prima frazione di gioco, partita estremamente corretta e questa situazione davvero singolare nel calcio a 5 prosegue anche in questo primo scorcio di secondo tempo. 3-0 il punteggio, 0-0 il conteggio dei falli. Elpidio verticalizza per Isa Pereira nell'insolita posizione di pivot, contrastata, sporcata con mestiere ma senza fallo appunto da un'avversaria, quindi
Ferrara anticipa un'avversaria e chiama che ti chiama. Arriva il primo fallo del match commesso su Taina Santos. Primo fallo dell'incontro commesso dal Cagliari. Dopo 22 minuti e 48 secondi complessivi fra primo e secondo tempo. Una botta per Taina Santos, che subito dà il cambio, riceve il cambio da Loff, rientra lei in campo. Ferrara sfrutta l'ombra creata sull'avversaria da Pereira per accentrarsi, poi la ripartenza del Cagliari sulla sinistra, passaggio sbagliato. Non riesce ad offendere come vorrebbe il quintetto di Moreno Giorgi. Rimessa laterale per l'Ocasa Falconara. Ferrara, Pereira, Elpidio. Taglia Ferrara, riceve il pallone sulla destra, si sovrappone Elpidio, la ignora il capitano dell'Ocasa Falconara, che poi amministra verso Isa Pereira. Ancora Erika Ferrara, punta la sua diretta marcatrice, che fa però ottima guardia, manda il pallone in fallo laterale. Rimessa in zona d'attacco per l'Ocasa Falconara, per le Citizens che si sistemano negli ultimi 10 metri della metacampo avversaria. Elpidio, tocco per Ferrara, destra, anzi sinistro, pardon, il suo piede preferito, che sbatte contro il palo e termina fuori senza altre deviazioni. È una buona chance per l'Ocasa Falconara, il palo a negare il quarto gol ad Erika Ferrara, seppure il portiere di questo secondo tempo del Cagliari, Carboni, era ben posizionato. Attenzione al contropiede, brava Isa Pereira a chiudere la linea di passaggio, a rilanciare poi Carturan per Loff, pallone troppo lungo, non ci arriva la numero 14 in maglia blu. Occasione da una parte, potenziale chance dall'altra, in nessun caso pericolo andato a buon fine. Carturan appoggia per Isa Pereira, si fa vedere Colucci, tornata in campo la numero 3, protagonista di un ottimo primo tempo, Isa Pereira. Si smarca Elpidio, ancora Pereira, vertice basso in posizione di playmaker, cerca la verticalizzazione. Rimessa laterale, Loff, Elpidio, autrice dell'unico gol fin qui del secondo tempo, il 3-0 del Falconara. Pallone che in qualche modo arriva ad Isa Pereira, Vecchione però sta difendendo bene sia da quella parte che dall'altra. Fisico importante per la numero 27 in maglia bianca, e qua prova ad opporsi alla conclusione del Elpidio. La palla passa, ma c'è il buonissimo intervento da parte di Carboni, con le mani aperte a sventare la conclusione, a mandarla in calcio d'angolo. Difesa zona per il Cagliari, pallone scodellato, non bene, contropiede del Cagliari, potenziale superiorità, si allunga la sfera, Cochito cerca spazio, conclusione, Pereira ci mette il piede, il Pidio si impegna per tenere il cuoio in campo, ci riesce, prova ad andare dentro al campo, contrasto, arriva Loff, lotta, conclusione di Colucci, troppo debole e comoda quindi la presa per Carboni. Di nuovo il Cagliari in attacco, cerca di alzare il ritmo del match, la formazione di Moreno Giorgi a caccia del primo gol, cerca il tunnel, non abbocca lì nel Pidio, poi recupera ancora Pellegri, conclusione della distanza in 2 battute. Carturan blocca la sfera, sicuramente gara più vivace in questo frangente nel cuore del secondo tempo, quando viaggiamo sul punteggio di 3-0. Isa Pereira, Taina Santos, la numero 20, verticalizzazione per Colucci, fa da vertice alto, appoggia per Loff, conclusione debole ma velenosa. Carboni si distende e manda il pallone forse in calcio d'angolo, forse in rimessa laterale, non lo so, siamo da quelle parti. Alcuni cartelloni pubblicitari non ci fanno vedere bene, è rimessa laterale come dice il direttore di gara. Palla fuori, Isa Pereira, la traversa colpita, il secondo legno dell'Ocasa Falconara dopo il palo di Ferrara. Adesso Isa Pereira, centrale, aveva reagito leggermente in ritardo qua Carboni, è stata salvata dall'asse orizzontale, dal legno orizzontale della porta, da lei difesa. Colucci al limite dell'area, cerca un varco per girarsi, cerca un appoggio, viene raddoppiata col fisico, molto bene qua la numero 3 Carola Colucci, ottiene la rimessa laterale.
Botta dalla distanza ancora da parte di Isa Pereira. Palla fuori. Siamo a 5 minuti e 44 secondi sul cronometro. 3-0 per l'Ocasa Falconara. Rimessa laterale non battuta bene dall'Ocasa Falconara secondo i direttori di gara, allora viene invertita e quindi rimessa ora per il Cagliari, che prova ad attaccare con Capitan Virdis, sguscia via dopo un tocco di Elpidio. Concede di fatto la rimessa laterale di nuovo in attacco per il Cagliari. Pallone alto, arriva Ferrara, poi la chiusura da parte di Pellegri. Prova a sorprendere la difesa avversaria Taina Santos, per la seconda volta viene invertita la rimessa laterale. Deve prendere un po' le misure evidentemente la giocatrice in maglia blu, in maglia numero 20, che chiede spiegazioni al direttore di gara. Attacca ora il Falconara, Colucci, rimorchio destro di Taina Santos, Corboni spaccata, effettua una buona parata a negare quindi il quarto gol all'Ocasa Falconara, mentre c'è il cartellino giallo, prima moneta del match, Taina Santos, evidentemente per qualche protesta di troppo dopo il fallo commesso da lei stessa sul tentativo d'attacco del Cagliari. Punizione battuta 1-1, quindi il conteggio dei falli, siamo tornati diciamo così alla normalità. Botta dalla distanza di Carboni, ribatte Erika Ferrara dall'interno dell'area di rigore, concede la rimessa laterale al Cagliari. Attacca la squadra sarda, pallone che carambola direttamente fra le braccia di Carturan, l'appoggio comodo per una compagna, si distende l'Ocasa Falconara, Taina Santos, buon pallone per Erika Ferrara, cerca il rimorchio all'indirizzo della francese Condò, pallone che termina fuori, buona azione in attacco da parte dell'Ocasa Falconara. Qua uscita con brivido dalla pressione delle marchigiane da parte delle Cagliari. Ocasa che recupera il pallone, Ferrara sulla sinistra, sfida Cochito, doppio passo, dribbling secco, fallo della 69 in maglia bianca, calcio di punizione per l'Ocasa Falconara. Pubblico rumoreggia un po', probabilmente voleva un cartellino giallo. Dopo l'ammonizione di qualche istante fa combinata ai danni di Taina Santos, volevano che venisse pareggiato il conteggio dei gialli. Si sorride anche sulla panchina dell'Ocasa Falconara, probabilmente proprio su questo tema, provando a leggere gli sguardi e qualche sorriso diciamo così malizioso da parte di Giulia Domenichetti e delle sue ragazze. Andiamo però al racconto di questa punizione. Tocco, Taina Santos voleva calciare ma il pallone è leggermente fuori dalla portata del suo destro, quindi stop e poi prova il tiro in seconda battuta. Murato il suo tentativo e poi pallone toccato in fallo laterale per il Cagliari. Carboni si apre, rilancio per Isa Pereira, pensa al tiro di prima intenzione, poi verticalizza per Condò, prova il dribbling la francese nel contrasto a la meglio. Pallone che arriva da Isa Pereira, quindi Taina Santos, 1-2-1, doppio passo, dribbling, la solita gran giocata di qualità di Taina Santos che raccoglie gli applausi del pubblico, conclusione in diagonale, poi pallone fuori.
con il doppio passo sia Taina Santos che Erika Ferrara si sono smarcate spesso e volentieri nelle rispettive conclusioni. Fredda qua Carboni nell'appoggiare la palla per Capitan Virdis, poi Mendes lascia l'incombenza dell'attacco a Furno, ancora Virdis, il capitano sfida la francese Condò, si allunga però il pallone. Nulla di fatto per questo tentativo di attacco da parte delle Cagliari. Cagliari, dicevo, che si è provato ad allungare in avanti ma non è riuscito a trovare sbocchi. E allora Ocasa Falconara, mentre il pubblico canta "I campioni dell'Italia siamo noi", l'orgoglio falconarese che ovviamente prosegue dopo il tricolore conquistato nella primavera scorsa. Sventolano le bandiere, le vedete sullo sfondo della nostra inquadratura, mentre Ferrara prova la botta murata da Furno. Ci sta provando sempre più spesso dalla distanza su palla, inattiva l'Ocasa Falconara, ma sta difendendo bene il Cagliari. E allora prova a ragionare il quintetto di Giulia Domenichetti. Ferrara ben chiusa qua da Mendes, prova a rilanciare l'azione d'attacco, Carturan fa carambolare il pallone sul petto della sua avversaria e con abilità guadagna una rimessa laterale. Di nuovo Ocasa Falconara con Ferrara, suolata, sbagliata però completamente, allora contropiede lanciato da Mendes Ferreira, prova la conclusione da grande distanza. Loff fa buona guardia, ribatte in fallo laterale, riposa Capitan Ferrara, torna in campo l'autrice del 3-0, Aline Elpidio. Rimessa laterale affidata a Mendes, tocco fuori, Virdis con il destro colpisce molto male, il pallone termina nella curva, fra i gradoni della curva alle spalle di Denis Carturan, che si appresta a rimettere il pallone in campo. Siamo vicini a metà del secondo tempo, per la precisione trascorsi 8 minuti e 45 secondi del secondo tempo. Palleggia l'Ocasa Falconara con Isa Pereira, va da Aline Elpidio sulla corsia preferita d'attacco di questo secondo tempo, la sinistra, da cui sono arrivate tante conclusioni come adesso. Ci ha provato ancora Aline Elpidio, attenta però la numero 21 Carboni, che se sul gol non ha potuto nulla, nelle altre circostanze in cui è stata chiamata in causa in questa frazione si è esibita sicuramente in almeno 3 buone parate, in particolare quella prima, pochi attimi prima del gol del 3-0, una parata che ha generato il calcio d'angolo da cui è arrivato appunto il tris dell'Ocasa Falconara, che adesso prova a sfondare sulla destra con Taina Santos, chiude bene Mendes Ferreira. Sul punto di battuta della rimessa c'è Taina Santos, Isa Pereira va incontro, finta il passaggio, va da Aline Elpidio. Taina Santos faccia a faccia con un'avversaria, tocca per Isa Pereira, poi lo spazio per Taina Santos, pensa al tiro, non lo scarica, poi il pallone arriva da Aline Elpidio, l'ultimo tocco è il suo. Proviamo a dar ragione all'arbitro perché ci è sembrato che Elpidio abbia toccato per ultima la sfera, non protesta. Rimessa con le mani affidata a Carboni. Sempre 3-0, 10:27 sul tabellone e quindi 9 minuti e 33 trascorsi in questo secondo tempo. 3 marcatrici differenti per la squadra di casa: Colucci, Condò e Elpidio. Ora prova ad attaccare Loff, sinistro troppo debole per far male a Carboni, se no l'azione era buona, l'occasione era buona, poi la stessa Loff nel tornare rapidamente all'indietro va a fare fallo su Mendes Ferreira, si becca anche il giallo, chiede scusa, ammette le sue colpe la numero 14 dell'Ocasa Falconara. 2-2 la situazione falli, seconda ammonita dell'Ocasa Falconara, la numero 14 Nancy Samantha Loff. Dopo un cartellino giallo serve ovviamente il fischio del direttore di gara per la ripresa delle ostilità e quindi
Cagliari che aveva affrettato troppo la battuta, ci prova adesso dopo il fischio, praticamente un cross in area di rigore da parte della Mendes. C'è Isa Pereira a fare buona guardia, a mandare il pallone in fallo laterale. Attacca il Cagliari, si va direttamente dal portiere Carboni. Virdis di prima in avanti, ancora Pereira ad anticipare la sua avversaria, si allunga il pallone, prova ad allungare il passo, mette dentro la sfera, chiude Capitan Virdis. Una soluzione offensiva pericolosa, un'accelerazione da parte di Isa Pereira, calcio d'angolo, va lei stessa sul punto di battuta, sale il tono del pubblico, si smarca Alof, pallone dentro l'area, alto, irraggiungibile da lì nel pidio, quello di Isa Pereira, che scuote la testa dopo questo attacco che si è perso in fallo laterale in favore del Cagliari. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, negli ultimi 10 minuti, 9:45 al termine, 3-0 Casa Falconara, uscita da pressing efficace con Carboni fuori dai pali che verticalizza il pallone, arriva dalla parte di Vecchione che prova un tocco, forse un velo, comunque Carturana è lucida e calma quanto basta per bloccare un pallone che è sempre velenoso quando passa all'ultimo istante con un'avversaria davanti a lei che ha lasciato scorrere da distanza ravvicinata. È stata precisa nel bloccare la sfera, non preciso il passaggio in questo caso. Carboni poi mette in difficoltà Aresu e allora la pressione dell'Ocasa Falconara è efficace, rimessa laterale per l'Ocasa Falconara. Erika Ferrara si fa vedere l'off, viene servita dal capitano delle Falchette che attaccano. Una stessa Ferrara si accentra, siamo lontani dalla porta, pensa al tiro, invece va da Aline Elpidio che si accentra, abile nello stretto a girarsi e guadagnare anche un calcio di punizione da posizione interessante. Siamo vicinissimi al dischetto del tiro libero, quindi a poco più di 10 metri dalla linea di porta, quella difesa dalla numero 21 Carboni che adesso deve sistemare la barriera su questo calcio piazzato estremamente centrale. Parlottano un po' le giocatrici in maglia blu col tricolore sul petto, restano nei pressi del pallone poco dietro Ferrara e Taina Santos, una mancina e una destra, una in barriera, l'altra è scalata, no, si avvicina Ferrara, sinistro a cercare l'incrocio alla destra di Carboni, sibila questo pallone vicino al 7, ma termina fuori, si resta sul 3-0 quando mancano 9 minuti e 10 secondi al termine della partita. Brava Pellegri sul raddoppio di marcatura a liberarsi, poi però sbaglia il passaggio e Elpidio si allunga la sfera sulla destra, Elpidio ha un po' di spazio, calcia, c'è stato però il blocco da parte di Taina Santos. Calcio di punizione in favore del Cagliari, blocco riscontrato dal direttore di gara effettuato da Taina Santos, deve stare attenta perché è già ammonita. Bella palla qua per Vecchione, appoggia lo scarico, la finta, siamo in area, ancora Vecchione, tergiversa troppo però il Cagliari, alla fine Erika Ferrara con attenzione e abilità e maestria nel controllo della palla riesce a trasformare un'azione difensiva in offensiva. Grande maturità, grande abilità da parte di Erika Ferrara che poi lancia per servire il taglio di Loff, pallone però recuperato dal Cagliari con Pellegrini prima e Carboni poi, quindi Cocchito cerca di servire Vecchione, non c'è intesa su quest'asse e la palla termina in fallo laterale. Ancora Ocasa Falconara che può provare ad attaccare con una rimessa laterale che sta per essere effettuata appena il pallone tornerà disponibile. Eccoci qua, Isa Pereira, Erika Ferrara, tocco e finta di imbucata di Isa Pereira, non c'è luce per Colucci che si sta smarcando. Ferrara cerca spazio, non lo trova il Falconara, adesso sì, si va in avanti, buono il passaggio di prima di Ferrara, finta il pallone di ritorno, si gira dalla parte opposta, Ferrara, gran giocata a sinistro, palo e Carboni in tandem, le negano il quarto gol su una giocata davvero pregevole del capitano dell'Ocasa Falconara.
ha fintato la chiusura di triangolo, poi è scappata via sulla fascia, ancora lei adesso pericolosa, Ferrara per Elpidio in area, chiude alla grande Pellegri che torna al tempo giusto, al momento giusto a negare la conclusione di Elpidio. Applausi per Erika Ferrara, nella circostanza precedente davvero maestra nel fintare, smarcarsi e poi concludere sul primo palo. Terzo legno. La palla poi è andata verso la porta comunque, ma Carboni era ben appostata in quella posizione, è riuscita anche lei a respingere il tiro e a negare di fatto il 4-0. Ancora Falconara, pericolosa con Isa Pereira, timido il suo tiro, una telefonata per Carboni, poi la pressione che vuole essere elusa dal Cagliari, ma il pallone termina fuori. Ruota molto le sue calciatrici Giulia Domenichetti, vediamo che più di 3 minuti, massimo 4 non stanno in campo le Blues, le Citizens. Ora Ferrara per Tugio, tiro, ancora una ribattuta di Vecchione, c'è spesso lei a ribattere le conclusioni dell'Ocasa Falconara. Ora accusa un po' il colpo dopo questo tiro, si tocca la parte bassa della gamba, sistema il parastinco e va a prendere posto nella parte più lontana della difesa del rimessa laterale, contropiede, 2 contro 1, Pellegri prova a servire Vecchione che era ripartita molto velocemente, chiude tutto molto bene Erika Ferrara. Solo rimessa laterale per il Cagliari. Botta da parte di Vecchione, pallone fuori, tentativo fuori misura. 7 minuti al termine del match, conduce 3-0 l'Ocasa Falconara. Isa Pereira, Erika Ferrara, alza la testa, Condo taglia ma la segue bene Cochito e allora si va da Colucci, ripiega la numero 3, è rimasta un po' sola nelle retrovie e allora la pressione del Cagliari si fa più stringente, con maggiore mordente, ottiene la rimessa laterale il Cagliari. È molto brava qua Pellegri, o Pellegri dicevo, la pronuncia forse essendo francese potrebbe essere questa. Eccola qua in azione, prova ad andare da sola sulla fascia, chiude Ferrara che poi subisce fallo. Qua secondo la mia ignorabile opinione è stata lei a subire fallo perché aveva guadagnato la posizione, si era messa davanti e a quel punto la Pellegri le è montata sopra. Per l'arbitro invece lì, che era meglio appostato di noi, il fallo l'ha commesso Erika Ferrara che non era d'accordo, per raccontarvela tutta. Calcio di punizione per il Cagliari, siamo sulla linea di 10 metri, completamente spostati sulla sinistra, lato tribuna nostra, ovvero quella da cui raccontiamo e trasmettiamo con la nostra telecamera il match. Ci sono Vecchione e Virdis nei pressi del pallone, sfila Vecchione, Virdis calcia, trova la barriera, poi Condò va a lottare con abilità, calcia il pallone addosso a un'avversaria e ottiene la rimessa laterale. Isa Pereira, Alina Elpidio, pallone in avanti, fa buona guardia Mendes, palla fuori. Torna nella metacampo avversaria dopo qualche minuto di parziale sofferenza l'Ocasa Falconara. Isa Pereira, l'imbucata per Colucci, eccolo qua il vertice alto e allora si inserisce Isa Pereira, finta, mette il pallone in orizzontale ma non c'era luce per il suo passaggio, o meglio un po' di luce c'era ma non c'era la compagna in quella traiettoria. La sfera termina fuori, rimessa laterale per l'Ocasa Falconara. 6 minuti al termine, Colucci, l'ultimo tocco è di Furno, ancora una rimessa laterale, stessa posizione di qualche istante fa. Attacca l'Ocasa Falconara, Colucci, la suolata, Isa Pereira, destro, gol, bello, 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 perché la suolata di Colucci è stata vista con gli occhi dietro la testa. Isa Pereira nell'inserimento, poi il destro verso il secondo palo, non
direttamente in porta di Isa Pereira. Il tempismo di Condò, ancora lei sul secondo palo ad inserirsi e a realizzare la rete del 4-0 a 5:55 dal termine, quindi 14:05 del secondo tempo. Condò 2-0. Davvero pregevole lo sviluppo di questa azione sulla rimessa laterale, doppietta per la francese Condò, ma questo è un gol che andrebbe assegnato alla squadra Casa Falconara, perché ci hanno messo lo zampino un po' tutte. Arriva time out del Cagliari sul punteggio di 4-0 e a 5:38 dall'intervallo, quando lo Casa Falconara ha messo una serissima ipoteca sulla vittoria. Squadra di nuovo in campo, rimessa laterale Cagliari dopo il time out, poco più di 5 minuti al termine. Lo Casa Falconara poco fa ha gonfiato la rete per la quarta volta, siamo sul 4-0 per le Citizens sulla formazione sarda, nell'ordine Colucci e Condò nel primo tempo e Elpidio e Condò di nuovo nel secondo. Cagliari che viene pressato ancora dalle Citizens, pallone che arriva comodamente fra le braccia di Carturan, pressa il Cagliari, qua ruba palla Mendes Ferreira, fallo, commette la numero 25, chiede scusa alla sua avversaria, contrasto oltre il consentito e quindi quarto fallo anche per il Cagliari. 4-4, situazione falli nel secondo tempo dopo lo 0-0 della prima frazione di gioco. Loff palleggia con Elpidio, si fa vedere Pereira, chiude ancora Mendes, rimessa falconarese, sull'out di sinistra c'è Aline Elpidio che tocca verso Isa Pereira, l'imbucata per Taina Santos, controllo con il sinistro, secondo tocco con il destro, prova a sfondare con il mancino, conclusione, voleva la deviazione, non c'è stata, secondo il direttore di gara, rimessa con le mani, affidata a Carboni, attacca Mendes, va da Virdis, decisa nell'anticipo Erika Ferrara che poi calcia Carboni e poi con il destro Taina Santos va vicina al 5-0 e al gol personale, alla gioia personale, manda fuori da posizione molto defilata sulla botta di Erika Ferrara. Lancio lungo, non ci arriva di poco Furno, potenziale chance per il Cagliari, mentre in campo c'è da qualche istante anche la numero 2 Diletta Diamantini, al primo anno allo Casa Falconara, l'anno scorso era alla CMB, fa il suo esordio in questa partita, giocatrice in maglia numero 2, palleggia con Erika Ferrara, mette un po' di minuti preziosi nelle gambe e nel suo bagaglio di esperienza, lei marchigiana, tanto bene ha fatto prima nei campionati regionali e poi sta ritagliando uno spazio sempre più importante anche ovviamente in ambito nazionale. Torna in campo Vecchione nel Cagliari, va davanti, la cerca con lo sguardo Cochito, invece serve Furno, verticalizzazione Ferrara con il petto, appoggia per Diamantini, un po' di spazio per lei qua, forse ancora deve sciogliersi dopo essere stata seduta per diversi minuti durante questa partita perché sbaglia un controllo abbastanza elementare, regala la rimessa al Cagliari che conclude con Cochito, pallone fuori, Carturan, la tocco corto per Ferrara, Taina Santos cerca
cerca Colucci, la trova, si fa trovare bene, ma mette bene anche lo zampino. La sua marcatrice Furno concede solo la rimessa laterale al Falconara. 3 minuti e 20 secondi, che sono i famosi 200 secondi alla fine del match. Colucci, Ferrara, Diamantini si fa vedere, la ignora Ferrara, cerca qualche dribbling, una ruleta, l'ultimo tocco forse era stato dell'avversaria, ma la rimessa laterale viene concessa alle Cagliari. Sempre 4-0, lancio di Carboni, Ferrara è tornata al posto giusto, al momento giusto, tempestiva la sua chiusura di testa, bastava un passo più avanzato e non sarebbe potuta intervenire su questo lancio dalle retrovie. C'era Vecchione pronta a mordere sul secondo palo. Ottima quindi la chiusura di Ferrara. Calcio d'angolo, Cochito scambia con una compagna, conclude col mancino. Transenna di Colucci, rimessa laterale Cagliari, siamo ai 10 metri. Pallone alzato, Vecchione sinistro, la botta era molto bella, ma sulla traiettoria si è messa Erika Ferrara che si è anche accasciata a terra. Tra l'altro gioco fermato dagli arbitri, non ho sentito il fischio. Sorrido perché una situazione del genere, chiaramente gioco che si era fermato. Ricordo un episodio proprio qui al Palabadiali, quando una calciatrice prese il pallone in area di mano perché il gioco era stato fermato, ma non c'era stato il fischio del direttore di gara e venne concesso calcio di rigore. Credo di ricordare bene che insomma è successo qualche anno fa, se non sbaglio, appunto qui al Palabadiali di Falconara. Qui evidentemente il fischio non l'ho sentito io perché non è accaduta la stessa cosa, ma per un attimo ho temuto il replay di quella situazione. Gioco ripreso, azione d'attacco del Falconara interrotta dal Cagliari, rimessa laterale per l'Ocasa Falconara, 2 minuti e 37 sul tabellone e quindi al termine del match, al tramonto di questa partita valida come terza giornata della Serie A Tesis, Serie A femminile. Diamantini, l'imbucata viene chiusa, Santos, Taina Santos per Risa Pereira. Scambio fra le due, non c'è intesa come è successo un po' troppe volte in questa partita. Meccanismi da oleare in avvio di stagione, ci sta ampiamente. Vecchione, Aresu, sterzata secca di Virdis, dribbling su Diamantini, avanza palla al piede, il capitano cagliaritano chiude bene Colucci. Palla per Isa Pereira, allunga il passo, sterza, cerca spazio per calciare, Isa Pereira, sinistro, il destro, Isa Pereira, tiro timido, fallo, giallo, queste sono certezze. Ora vediamo se è punizione o calcio di rigore. Il giallo è per Aresu, quinto fallo a carico del Cagliari. Mi è sembrato leggermente fuori area, l'arbitro si è appostato fuori area e arriva diciamo la conferma che è calcio di punizione, non calcio di rigore per l'Ocasa Falconara. Certo la posizione è molto invitante perché siamo 6 metri e un barattolo fuori dall'area di rigore e quindi lì si può anche sparare fra virgolette, anzi non mi piace il termine visto il periodo, si può calciare forte. Creando sicuramente affanni alla porta del Cagliari. 3 in barriera a coprire il primo palo, poi c'è il portiere Carboni e poi c'è un'altra giocatrice forse un po' troppo sul palo. Taina Santos botta, c'è la barriera a neutralizzare il possibile 5-0, ma non è finita. Diamantini prende la mira, non calcia, perde l'attimo vincente, è proprio il caso di dire. E allora insiste Taina Santos sulla fascia dopo la botta su punizione neutralizzata dalla barriera del Cagliari, senza rischiare oltremodo. Aresu manda il pallone in fallo laterale. Siamo a 1:47 dal termine. Colucci, Taina Santos, entra in campo anche la numero 6 Lucia Gregori, esordio in questo match anche per lei, giovanissima, classe 2009 Lucia Gregori. Pressione fallosa della Colucci ed è il quinto fallo anche per l'Ocasa Falconara. Maglia numero 6, dicevo, Lucia Gregori, classe 2009, 16 anni compiuti nel maggio scorso. Punizione battuta dal Cagliari, 1 minuto e 25 secondi al termine, 4-0 il risultato. Vediamo se cambia, ma ormai il successo è in ghiaccio per l'Ocasa Falconara, anche se questo sport ci ha insegnato follie
piacevoli sportivamente parlando, a livello di emozioni in pochissimo tempo, tanti gol, ma insomma siamo lontani dall'intravedere questa ipotesi con Falconara padrona del match. Isa Pereira prova un dribbling, pressata da Vecchione, come al solito bene Vecchione in fase difensiva, ottiene la rimessa laterale. Non ha trovato compagne in suo soccorso, si è lamentata un po' la numero 16 in maglia blu. Pellegri, Virdis, Cochito, verticalizzazione, Isa Pereira di testa, palla regalato a Pellegri, destro ancora Isa Pereira, attenzione alla superiorità in ripartenza, Colucci controlla bene il pallone, prova il tunnel, arriva Lucia Gregori, finta l'attacco e poi appoggia per Taina Santos, le sue finte, doppio passo, lascia sul posto un avversario a destro, ma c'è ancora Carboni che avrà subito 2 gol nel secondo tempo, ma ha esibito alcune parate molto belle e sportivamente parlando il pubblico del Pala Badiale di Falconara riconosce con un applauso i meriti a chi ha calciato Taina Santos e a chi ha parato Carboni. Qua c'è il velo, palla che termina fuori, ancora Ocasa Falconara in attacco, pallone forte dentro, gol di Lucia Gregori. È stato suo l'ultimo tocco, credo. Sì, l'arbitro lo dice ad ampi gesti, la numero 6, l'ultimo tocco è suo e allora che bella gioia per lei, giovanissima, che firma il 5-0 dell'Ocasa Falconara. Lucia Gregori, sedicenne, che a 38 secondi dalla fine segna il 5-0 e ci accodiamo ai complimenti per la sedicenne in maglia blu. È sempre ovviamente bello quando una giocatrice giovanissima trova il gol, magari non fondamentale per la vittoria in questo caso, ma ottimo per sorridere, per gioire e per crescere, prendere un po' di fiducia. Qua sbaglia Gregori il passaggio, intercetta poi sulla verticalizzazione successiva Isa Pereira che prova a congelare la partita. 15 secondi alla fine, Carturan verticalizza, ottimo l'anticipo di Pellegri che non molla il suo destro, cerca il classico gol della bandiera, Carturan blocca. 3 secondi, 2 secondi, la partita finisce qua con l'Ocasa Falconara che come nell'esordio casalingo fa coppa e incolla e vince anche in questa terza giornata nella sua seconda partita casalinga 5-0. E che bello la panchina delle Blues, delle Citizens, che corre subito al triplice fischio ad abbracciare Lucia Gregori per questa gioia personale, ma lei nell'atteggiamento non sembra montarsi affatto la testa. Brava lei, brave tutte le ragazze Giulia Domenichetti, ma non solo per cordialità e gentilezza, applausi anche al Cagliari che onestamente per la prestazione è stata, a mio modestissimo parere, punita oltremodo nel punteggio, soprattutto nel primo tempo. Ha mostrato coraggio, ha mostrato buone soluzioni, non ha mai buttato via il pallone e ha creato anche qualche occasione in più, soprattutto nella prima fase, rispetto all'Ocasa Falconara che ha più qualità nelle corde, nei piedi delle sue giocatrici, più esperienza, e quindi si è portata via comunque la vittoria in maniera netta, meritata, in maniera insindacabile, ma onore insomma alla prestazione, alla prova delle cagliaritane. Finisce 5-0, l'Ocasa Falconara, vi dico solo questo come promemoria se non lo sapete già, rimane in vetta alla classifica, ora in coppia con la CMB. Siamo al termine, ringrazio Matteo Taravelli per le riprese di questa diretta streaming, io vi saluto, Matteo Magnarelli, ringrazio soprattutto voi che siete stati alla visione e all'ascolto con le immagini che mostrano la gioia condivisa fra squadra e pubblico sotto la tribuna, sotto la curva, visto che ci sono i tifosi. Grazie e alla prossima partita casalinga del Ocasa Falconara. Ciao!